e facendo una riflessione onesta di quello che ancora resta da fare in materia di protezione civile. E allora abbiamo ascoltato il generale Rossi, una figura che è rimasta nella memoria e nel cuore di tanti. Sono venuto in aereo con Michele Penta, che era giovane funzionario e già per tutto il viaggio mi ha parlato di queste figure mitologiche, di quell'esperienza. Il generale Rossi era il primo di questi protagonisti. Ecco, devo dire che questo modello di condivisione delle scelte, che potete vedere dalle immagini, perché nelle immagini voi vedrete Zamberletti, come lui stesso ha detto, vedrete i prefetti, vedrete il generale Rossi, vedrete i rappresentanti locali. Questo modello di condivisione delle scelte e delle priorità di azione, e che ha avuto fortuna per il modello sicuramente di collaborazione Stato, Regione e enti locali nella fase della ricostruzione, non è ancora pienamente definito sul terreno del soccorso e dell'emergenza. Ho letto di governance multilivello. Certo, le parole però non possono essere solo strumenti di suggestione, no? Credo che dobbiamo dare anche alle parole poi comportamenti conseguenti. E certo, per quanto mi riguarda, Ministero dell'Interno e i Vigili del Fuoco non ritengono né di potere né di volersi sottrarre ai compiti che riguardano la vita e il bene dei cittadini. Mi pare fuori discussione che l'esistenza stessa di uno Stato e di un Ministero dell'Interno evidentemente presuppone questo. Quello che i Vigili del Fuoco hanno fatto assieme alle Forze Armate qui 30 anni fa, con gli uomini, con i mezzi, con la cultura scientifica e professionale che hanno continuato a farlo, lo hanno fatto ancora sulla scuola Iovine in Molise, lo fanno tutti i giorni, 24 ore al giorno. Proprio questo può essere l'omaggio, secondo me, più vero a quanti hanno perso la vita in questa terra, tra cui anche 4 Vigili del Fuoco. Ripartire da questa esperienza senza esclusioni, con quello spirito di squadra tante volte invocato e tante volte concretamente negato. Presidente Chiti, forse il professor Barberi meglio di me se lo ricorda, firmò con noi prefetti della Toscana nel 97-98 un protocollo d'intesa che secondo me era molto corretto, rispettava i ruoli, le funzioni, la rappresentanza dei cittadini. La Regione Toscana lo ha cambiato, non c'è più quel protocollo, è stato sostituito con un altro per il quale abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale, credo, non so adesso, a seguito della nuova legge evidentemente di protezione civile della Regione Toscana. Diversamente il Presidente Errani, e qui abbiamo il Direttore Generale, ho visto tra voi, dell'Emilia Romagna, ha avuto la generosità di firmare con noi un protocollo d'intesa che noi riteniamo molto rispettoso delle prerogative delle regioni e delle prerogative naturalmente degli organi dello Stato. L'esito è stato che questo non viene percepito come una scelta condivisa, molte regioni non intendono seguire questo esempio, altri scalciano. Ho cercato in molte occasioni veramente di spiegare il nostro punto di vista. Da ultimo, qualche mese fa, sul quotidiano Europa, un organismo come è noto degli anarco-insurrezionalisti, degli estremisti terribili, eccetera. E sul quotidiano Europa cercavo di far riferimento in una discussione aperta con un deputato che aveva aperto appunto questo dibattito, a 3 prospettive che ci dobbiamo dare per completare
questo percorso di una protezione civile di un paese come l'Italia, che è uno dei grandi paesi. Un vertice politico autorevole che è il riferimento di tutti, e nessuno intende sottrarsi al coordinamento di un vertice politico. Abbiamo avuto Zamberletti, l'avete visto nelle immagini, lo vedete nelle immagini. Vogliamo un vertice politico, un progetto condiviso che dia dignità, di ruolo e di funzione a tutti gli attori protagonisti della legge 225. Una scelta organizzativa più vicina alle esperienze dei paesi dell'Unione Europea, che ci renda più omogenei ai paesi dell'Unione Europea, ma soprattutto per rendere più credibile, concretamente realizzabile, il traguardo di un'organizzazione sovranazionale. Ecco, l'ho accennato prima, mi sento di doverlo ripetere. I prefetti non ritengono e non possono tirarsi indietro rispetto alle proprie responsabilità di rappresentanza dello Stato sul territorio e soprattutto come autorità di coordinamento delle istituzioni dello Stato che operano. I Vigili del Fuoco cercano da sempre con pazienza e continueranno a cercare la collaborazione in armonia con le altre istituzioni dello Stato o con chi è il governo del territorio, soprattutto con chi è il governo del territorio, comuni, province e regioni, per rilanciare un rapporto di forte intesa, un'intesa che va ulteriormente ampliata, amplificata, ne abbiamo parlato tante volte con Giuseppe Zamberletti, con il mondo del volontariato, con l'ambizione che le 750 sedi di servizio dei Vigili del Fuoco possano essere la casa di tutti, la casa comune anche delle associazioni di volontariato. Io, in ricordo delle persone che abbiamo perso, che appunto nel 76, posso testimoniare ed impegnare qui i Vigili del Fuoco a farlo, questo sforzo di generosità, di apertura. Loro lo fanno comunque, ma intendo esserne garante. Farlo con generosità, abbiamo detto, farlo con passione, abbiamo detto, farlo anche facendo qualche passo indietro, con apertura di idee e di progetti, ma consapevoli di essere 34.000 professionisti che si occupano di soccorso 24 ore al giorno, che intervengono ogni 50 secondi, che hanno 13.000 mezzi speciali, e soprattutto consapevoli di farsi carico tutti i giorni, già da molto prima della tragedia del Friuli, dei dolori dei cittadini italiani. Grazie. Bene, ora la parola all'allora sindaco di Gemona, Ivano Benvenuti. Buongiorno a tutti. Nei libri ci si imbatte con maggior frequenza in memorie che riguardano guerre, conflitti sociali, rivoluzioni, catastrofi ambientali piuttosto che terremoti. Evidentemente è naturale il bisogno di rimuovere il ricordo di calamità, la cui causa sia imperscrutabile se non confusa nel tempo, addirittura come un castigo dell'alto, e comunque con la sventura, con il destino avverso. Tutto questo lo testimoniava esattamente 20 anni fa l'allora capo del governo Amintore Fanfani, quando, invitato a Gemona per il decennale del terremoto, rispondeva con un telegramma: ringrazio e declino, stop. Non amo celebrare passate disgrazie, rivelando
di temere la memoria della tragedia che aveva colpito il Friuli più che di compiacersi di constatare la sua ricostruzione. Nell'arco dei 30 anni che ci separano dal 76, tutto è cambiato. I nostri paesi sono stati ricostruiti, la vita è tornata più che normale e il ricordo dell'evento doloroso si è fortemente attenuato, pur restando sempre viva in noi, con la memoria delle vittime, la gratitudine per la straordinaria prova di solidarietà che ci ha abbracciato nel 1976, attraverso tutti, e dico tutti, coloro che hanno preso parte alle operazioni di soccorso e che hanno coordinato con noi i momenti tragici dell'emergenza. E ancora la gratitudine per l'onorevole Giuseppe Zamberletti, l'indimenticato commissario straordinario del Governo, che assieme al generale Rossi, vicecommissario, che saluto con affetto quest'oggi, e nello stesso tempo